Questo è vero. Sono un uomo nervoso, spaventosamente nervoso, e lo sono sempre stato. Ma perché? Volete dire che sono pazzo? È impossibile dire come l'idea mi sia entrata per la prima volta nel cervello, ma una volta concepita non mi diede più tregua, né giorno né notte. Non avevo alcuno scopo, volevo bene al vecchio. Penso che fosse per il suo occhio. Sì, era questo. Aveva l'occhio di un avvoltoio, azzurro pallido, coperto da un velo. Ogni volta che si posava su di me, il sangue mi si raggelava. E così, lentamente, mi misi in testa di togliere la vita al vecchio e sbarazzarmi così per sempre di quell'occhio. Ogni sera, verso mezzanotte, giravo la maniglia della sua porta e l'aprivo. Oh, così dolcemente. E poi, quando avevo aperto quanto sarebbe bastato per far passare la testa, mettevo dentro una lanterna cieca, tutta chiusa, così da non lasciar filtrare la luce, e quindi introducevo la testa. Un pazzo sarebbe stato altrettanto accorto? 7 volte, per 7 lunghe notti, feci questo, a mezzanotte precisa, ogni volta, e sempre trovai chiuso quell'occhio, così che mi fu impossibile compiere l'opera che mi ero proposto. L'8ª notte fui più cauto del solito nell'aprire la porta. Ormai la mia testa era già dentro ed ero in procinto di aprire la lanterna, quando il pollice scivolò sulla chiusura di latta e il vecchio balzò a sedere sul letto, gridando «Chi è là?». Restai assolutamente immobile e non dissi nulla. Egli era sempre seduto in mezzo al letto, teso, in ascolto. Sapevo che era rimasto sveglio fin dal primo leggero rumore, quando si era rigirato nel letto. I suoi timori erano andati crescendo. Si era certo detto tra sé: non è nulla. Sarà stato il vento del caminetto. Sarà stato un topo. Sarà stato un grillo. Quando ebbi atteso a lungo, con pazienza infinita, senza averlo udito distendersi, mi decisi ad aprire una piccolissima fessura nella lanterna. Un solo pallido raggio, un filo di ragnatela, scaturì dalla fessura, per cadere dritto sull'occhio d'avvoltoio. Era aperto, spalancato, e nel fissarlo la furia montò in me. Lo vidi perfettamente, azzurro opaco, e ricoperto dell'orribile velo che mi agghiacciava il midollo nelle ossa. Ecco che un sordo e intermittente rumore soffocato mi giunse all'orecchio, come il ticchettio di un orologio inviluppato nel cotone, e io riconobbi quel rumore. Era il cuore del vecchio che batteva, e come il rullo del tamburo eccita il coraggio dei soldati, quel suono esasperò il mio furore. Il terrore del vecchio doveva essere estremo. Il battito del suo cuore diventava sempre più forte, di minuto in minuto. L'ora del vecchio era giunta. Gettando un urlo altissimo, aprì la lanterna e balzai nella stanza. Egli lanciò un grido, un solo grido. In un attimo lo tirai giù sul pavimento e gli rovesciai addosso il peso stritolante del letto. Sorrisi gaiamente. Tuttavia il cuore continuò per qualche minuto a battere, d'un battito velato. Poi cessò. Era morto il mio vecchio. Spostai il letto ed esaminai il cadavere. Era rigido, sicuro, era morto stecchito. Posai la mano sul cuore e ve la tenni per alcuni minuti. Nessuna pulsazione. Era proprio morto, il mio uomo. Il suo occhio, ormai, non mi avrebbe tormentato più. La notte stava per finire e io lavoravo in fretta, in perfetto silenzio. Prima di tutto smembrai il cadavere. Poi tolsi 3 assi dal pavimento della camera e nascosi tutto lì sotto. Non una macchia di sudicio, non una traccia di sangue. Ero stato ben accorto. Era ancora buio quando sentii bussare all'uscio di strada. Scesi ad aprire col cuore leggero. Entrarono 3 uomini che si presentarono con perfetta cortesia come ufficiali di polizia. Un vicino aveva sentito gridare. Era sorto il sospetto che fosse avvenuto qualcosa di losco. Sorrisi. Che avevo da temere? L'urlo, spiegai. Me l'ero lasciato sfuggire io, sognando. Il vecchio, aggiunsi, era assente, si trovava in campagna.
Portai i visitatori in giro per la casa, li incitai a cercare bene. Infine li condussi nella sua camera. Portai delle sedie e li pregai di accomodarsi. Io, nella folle audacia del mio trionfo perfetto, collocai la mia sedia sul punto preciso sotto il quale c'era il cadavere. I poliziotti erano soddisfatti. I miei modi li avevano convinti. Io ero a mio agio. Ma ad un certo punto mi sentii impallidire ed ebbi voglia che se ne andassero. La testa mi doleva e mi pareva di sentire un trillo nelle orecchie. Ma essi restavano e continuavano a chiacchierare. Il trillo si fece più distinto. Poi mi accorsi che il rumore non era nelle mie orecchie. Allora mi feci certo pallidissimo, ma mi ostinavo a chiacchierare, a voce alta. Il suono si faceva più forte. Che potevo fare? Era un rumore soffocato e rapido, molto simile a quello di un orologio quando è avvolto nel cotone. Quanto ai poliziotti, essi non lo sentivano. Mi alzai a discutere di sciocchezze da nulla, ad altissima voce e gesticolando con violenza. Ma il rumore aumentava, inesorabilmente. Perché non volevano andarsene? Smossi la sedia sulla quale stavo seduto. La facevo stridere sulle assi, ma il rumore sovrastava ogni cosa. Divenne più forte, più forte, più forte. Possibile che non sentissero? No, essi sentivano, sospettavano, essi sapevano, si facevano beffe del mio orrore. Questo pensai, e questo penso. Non potevo sopportare più, oltre quei sorrisi ipocriti. Sentivo che dovevo urlare o morire. E intanto, ecco, lo sentite? Ascoltate, si fa più forte, più forte, più forte, sempre di più. Scellerati, gridai. Smettetela di fingere, confesso d'averlo fatto. Togliete queste assi, qui sotto. È il suo terribile cuore che batte.